terminata con il risultato di 3-2, la sfida tra Athletic Club Palermo e Sport Palermo, questo derby cittadino. Siamo qui con Mattia Clemente, lo salutiamo e facciamo subito una domanda: ma cosa è successo nel primo tempo? Una prestazione forse un po' opaca per la tua formazione. Innanzitutto buonasera a tutti, poi per quanto riguarda il primo tempo purtroppo siamo entrati in campo con l'atteggiamento di chi già aveva vinto la partita e purtroppo con chi giochi ad oggi devi entrare in campo al massimo e devi dare il massimo. Purtroppo siamo andati subito sotto con, non lo so, un errore del portiere, un eurogol dell'attaccante, questo non lo so. Poi siamo riusciti a pareggiare e poi subito il 2-1 che un po' ci ha tagliati le gambe. L'importante è poi essere rientrati nel secondo tempo con l'atteggiamento giusto. Nel primo tempo hai avuto la possibilità di segnare con un calcio di rigore, però lo hai affidato a Manuel D'Amico. Ti chiedo, c'era qualche... come mai ti chiedo? Sei tu il rigore? No, perché già con il piano degli albanesi lo voleva battere lui, ho detto il prossimo te lo lascio e sono stato di parola, io l'ho lasciato a lui, anche perché è un ragazzo che se lo merita, gioca bene tutte le partite e un gol ogni tanto non fa male. Quanto hanno fatto la differenza invece i 4 cambi di oggi? Hanno fatto la differenza sì, perché sono entrati ragazzi che sono aggregati in prima squadra, hanno un passo diverso, hanno un carisma diverso, anche se sono in panchina non parlano, entrano, corrono, giocano bene. L'abbiamo visto anche con Maglietta, con La Rosa, con Arcoleo, hanno fatto tutti una grande partita e ci hanno dato una grande mano. Adesso invece raccontaci il tuo gol finale, il gol del 3-2 e l'esultanza, un po' particolare. No, l'esultanza è perché non fa tanto freddo e quindi ho levato la maglietta, no, a parte gli scherzi. Il gol è importante perché alla fine noi dobbiamo finire il campionato senza avere nessun rimpianto, con la consapevolezza di aver fatto il meglio e poi aspettando la notizia di qualche altro campo. Se non dovesse arrivare noi abbiamo fatto il nostro campionato e va bene così. Prossimo scontro invece contro il Partinico Audace, ti chiedo come lo preparerete e se lo prepariamo come sempre, come ogni settimana e loro non li conosco, so solamente che il campo non è bellissimo, è in terra battuta e dobbiamo stare attenti perché l'insidia si trova sempre dietro l'angolo.